Aprire una sede è importante, ne abbiamo già aperte alcune nella nostra città, aprirla a Favaro è ancora più importante, è un presidio nel territorio, è un ascolto dei cittadini e anche un faro rispetto ad una comunità nella quale non vogliamo che accadano più le cose che sono accadute in passato. Il candidato sindaco Andrea Martella apre una sede elettorale nel cuore di Favaro ed esordisce senza nascondere quanto un filone dell'inchiesta Palude abbia toccato questo territorio del comune di Venezia. Un territorio che assieme ad altri simili, afferma, non possono essere trattati da Caffarsetti come periferie. Sono il cuore pulsante della vita delle persone che hanno bisogno di servizi sociali, di servizi di trasporto che possono funzionare, di servizi sanitari e quindi di essere di nuovo al centro dell'agenda politica, per quanto ci riguarda anche ridando funzioni alle municipalità. La sede elettorale di Andrea Martella è esattamente di fronte alla sede della municipalità di Favaro e a Favaro, come nel resto del veneziano, il carovita sta assumendo i connotati di un'emergenza sociale che non può e non deve essere ignorata dal comune. Per questo che abbiamo detto, di fronte all'aumento dei costi del fare la spesa, dei trasporti, degli affitti, dell'energia, che ci debba essere un piano dell'amministrazione comunale, un piano contro l'aumento dei prezzi con un accordo con categorie economiche, negozianti, associazioni dei consumatori per dei prezzi calmierati che possono soprattutto andare incontro alle esigenze delle persone più anziane e di quelle più fragili. Ma la fragilità dei cittadini si manifesta anche in una mancanza di sicurezza che da anni vive il suo apice tra Mestre e Marghera. Una preoccupazione già espressa più volte. Le recenti passeggiate civiche di Buongiorno Mestre e Buongiorno Marghera ne sono solo l'ultimo esempio. Sono una protesta contro la giunta e le politiche della destra che hanno fatto propaganda sulla sicurezza ma hanno prodotto pochi risultati concreti. Per noi la sicurezza sarà una priorità e si dovrà agire sul controllo e il presidio del territorio, si dovrà agire sulla rigenerazione urbana e degli spazi anche nelle realtà periferiche e sulle politiche sociali affinché si eviti la diffusione del disagio e del degrado.